Allora, siamo con Sergio Festa al termine della vittoria della 5-3 dell'Amatori sul suo Sarzana. Sergio, intanto un bentornato qui a Lodi, che ci fa sempre piacere di rivederti, insomma, dopo le 3 stagioni e le tante gioie che hai passato qua. Sì, intanto ricambio il complimento, sono sempre contento di tornare qui, sempre un bellissimo ambiente, sia hockeyistico che extra hockey. E niente, stasera abbiamo preso una sconfitta, ma sono contento della squadra. Avevamo insomma, il capitano con l'assenza, avevamo un paio di giocatori che non erano a posto fisicamente, forse anche 3, però mi è piaciuto l'atteggiamento, abbiamo lottato, eravamo partiti anche bene, abbiamo pagato 2 distrazioni all'inizio e poi lì insomma giustamente il Lodi è bravo a mantenere i vantaggi e tutte le volte che ci siamo riavvicinati sono subito andati sopra di nuovo. Alla fine abbiamo provato a forzare, siamo stati vicino, diciamo, al 5-4 per provare a fare un mezzo miracolo, ma chiaramente non è andata, ma fondamentale è stato l'atteggiamento, la voglia dei ragazzi. Ecco, lo sottolineavi tu e sono d'accordo, ti dico anche in una stagione complicata per voi, finire sotto a Lodi il primo tempo 3-0, insomma poteva anche esserci il rischio di mollare un po', invece è stata proprio nel secondo tempo la reazione che ha avuto la squadra, la voglia di rimanere sempre attaccata alla partita, anche se sembrava difficile. Credo che sia un aspetto che ti soddisfi e soprattutto importante in proiezione futura per riscalare quelle posizioni che volete. Esattamente, noi quest'anno abbiamo preso 2 imbarcate fondamentalmente con Bassano in casa e col Monza 8-1 e 6-0. Ai ragazzi avevo chiesto che non capitasse più una cosa del genere, perché poi sia col Bassano che col Monza avevamo preso le imbarcate negli ultimi 3-4 minuti di partita per reazioni, perché avevamo mollato. E questo è un atteggiamento che a me non piace, si lavora tutti insieme fino alla fine, si protegge il portiere e si cerca di mantenere uno status fino alla fine della partita. Avevamo preparato questa partita benissimo, con voglia, nonostante tutti gli acciacchi, le squalifiche. Tra primo e secondo tempo ho chiesto ai ragazzi di crederci, di provare a entrare in pista e ribaltare la partita. È chiaro che le forze fisiche nostre, le risorse non sono quelle del Lodi, però sono stato contento della reazione, in alcuni momenti abbiamo messo in difficoltà il Lodi e questo insomma, è positivo per il proseguo della stagione. Grazie, in bocca al lupo. Viva il lupo!